testo inedito di Bernardo Provenzano, meglio conosciuto con il pseudonimo Binnu Ucciatture. Inedito. Guardo una foto di Buscetta, era felice, avrà avuto 6 anni e singeva al petto un Kalashnikov, il regalo più ambito, la comunione di Toto Curto, e c'era anche il prete abusivo. Guardo Buscetta a quei tempi e poi penso che si è buttato pendito, e pensare a quante volte ci volevo sparare, e pensare a quante volte dovevo spararlo quando era con me e nel covo di Domiciche. Poi lunghi ed ostili silenzi e momenti di latitanza, puntualmente, e lo cercavamo ma non si trovava, per le tangenti alla fiera, per grandi evasioni fiscali, ma niente lui non si trovava. Guardo una foto di Buscetta, era felice, avrà avuto 20 anni, montava lo stereo nel suo BMW di una potenza inaudita. L'aveva rubato negli anni 60 in una raggiante Catania. Lo scruto per filo e per segno e mi accorgo, mi ha rubato i CD. E pensare a quante volte lo potevo scannare, e pensare a quante volte dovevo scannarlo quando era con me nel covo di Domiciche. Poi lunghi ed ostili silenzi per quella rapina alla banca, puntualmente, e lo trovavamo ma non se sempre scappava, viaggi, benzina e panina, traghetti, autostrade e verbali, ma niente, lui sempre scappava. Dovevo scannarlo quando era con me nel covo di Domiciche. Dovevo scannarlo, spararlo quando era con me nel covo di Domiciche. Vabbè, buona la prima. 3 minuti.